Cambiamo argomento per parlare di quello che è di fatto un caso che è ancora da risolvere, perché la Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora adeguato il calendario venatorio alle direttive comunitarie in materia di tutela della fauna. La denuncia arriva da numerose associazioni, nei quali peraltro rientra anche il WWF regionale guidato dal suo presidente Roberto Pizzuti. Ecco, al nostro microfono Pizzuti ha cercato di tracciare un po' un bilancio della situazione, di quello che sta succedendo e di quali siano di fatto le prospettive. Ascoltiamolo nel prossimo servizio. La Regione Friuli Venezia Giulia rischia pesanti sanzioni dall'Unione Europea se non si adeguerà a quelle che sono le nuove normative di Bruxelles. Il WWF è intervenuto, non solo il WWF, cosa consiglia, cosa si deve fare? Bisogna modificare la legge 24 del 1996 che prevede un calendario venatorio fisso, cristallizzato, e invece bisogna che il calendario sia ogni anno adeguato alla situazione, quindi ci vuole un regolamento, un atto che si possa adottare con più celerità e soprattutto un atto che consegue a un piano faunistico regionale che non è stato approvato, un piano che deve essere valutato da un organismo tecnico superiore come l'ISPRA, e conseguentemente bisogna fare in modo che le specie debbano essere valutate nella loro consistenza numerica e si possa cacciare solo quando le specie sono al sicuro. Questo non è per il gallo forcello, per esempio, per la quaglia, non è per la starna, per la coturnice, la pernice bianca. Ecco, tutte queste cose comportano una infrazione rispetto alle direttive dell'Unione Europea e dobbiamo modificarle. Rischio in particolare per gli uccelli. Assolutamente, la caccia è praticamente un divertimento nella maggior parte dei casi, non possiamo andare a farlo su specie a rischio, quindi ci vogliono degli studi molto approfonditi che riguardino proprio la conoscenza della presenza delle specie nella nostra regione, la consistenza, capire quanto sopportano i cambiamenti climatici, quanto sopportano i cambiamenti di condizioni ambientali, l'abbandono delle pratiche pastorizie che favoriscono l'incremento del bosco ma ci rimette il prato, quindi le specie come la coturnice, ecco, sono a rischio. Eppure queste specie sono ancora cacciabili nonostante la consistenza numerica sia bassa.